ci hanno puntato tutte le armi addosso, ci urlavano sulle orecchie. Ho visto la mia collega in difficoltà, perché obiettivamente eravamo entrambi in difficoltà, però lei, non so, ha il senso di protezione, così. Lo chiamerei senso di protezione. Ha visto la fragilità e il terrore della sua collega e amica Giorgia, più giovane di lei, e non ha esitato a offrirsi al posto suo per proteggerla, come farebbe una mamma, una sorella. Eppure Federica, la commessa della gioielleria presa d'assalto mercoledì sera al Vale Center di Marcon, non ritiene eroico il gesto di essersi offerta come ostaggio al posto di Giorgia, anzi. Non me ne rendo conto perché mi è venuto spontaneo farlo. Però tutti me lo stanno dicendo, forse è un gesto eroico, a questo punto prendo atto anch'io. E ho pensato alla Giorgia, devo dire la verità, quando io gli ho detto prenda me non lei, semplicemente vado sul personale, lui ha detto va bene, ha lasciato lei, ha preso me, siamo usciti e poi hanno caricato tutto, la rifurtiva sono montati in macchina loro e a me mi hanno lasciata lì in parcheggio libera, questo è, sì. Quando li hai visti andare via, come si è sentita? Boh, non lo so perché si parla di minuti, secondi, minuti, io ho detto ah se ne sono andati, mi sono girata e sono tornata senza correre, proprio tranquilla in negozio e lì poi c'era la mia collega, beh io tremavo ovviamente, lei era proprio in lacrime care, quindi l'ho abbracciata, insomma dopo c'è tutto il conforto umano che è giusto che ci sia tra colleghe. Che ha Felice e provato? sollevata che eravamo vive, la mia preoccupazione era rimanere vive, sinceramente, per quello forse ero un po' lucida anche se tremavo e avevo l'ansia, il tachicardia, però ho detto qua bisogna, tante persone ci amano, dobbiamo rimanere qui per noi e per loro. Federica evidenzia come anche Giorgia abbia mantenuto sangue freddo mentre il bandito, mancino, la teneva bloccata col Kalashnikov in attesa che gli altri uscissero con la refurtiva. Quando lei era come ostaggio in corridoio, lei era ferma e lucida, anche lei bravissima. Una voce, quella di Federica, che denota una donna di tempra e carattere. Forse per questo ha saputo affrontare così lucidamente e con coraggio la situazione, che all'inizio però non credeva reale in una giornata come tante altre. Io e lei stavamo facendo proprio le vetrine insieme, proprio lì, la prima vetrina in entrata del negozio. Le vetrine. Ce li siamo trovati davanti, beh, io pensavo fosse uno scherzo di carnevale. Hanno subito puntato le armi, si sono avventati su di noi, ma io ho detto, la gente si è rimasta zitta, io ho detto, ma dai, è uno scherzo. E lì lui mi ha preso a me, proprio uno mi ha preso per il maglione, mi ha portato sulle vetrine e fa non è uno scherzo, apra, apra, e da lì basta, poi abbiamo realizzato insomma tutte e due che era proprio una rapina armata. In negozio solo loro due, le uniche che hanno sentito parlare, anche se per poco, i banditi. 2 minuti che sono sembrati un'eternità. Ci sono sembrati un'eternità sicuramente, sì sì sì. Poi la fuga nel parcheggio esterno, la fine dell'incubo. Per Federica il suo gesto è stato naturale, ma in molti non la pensano così. Quando poi mi hanno sentito che stavo bene, tutti mi hanno detto, Madonna Federica, però io non avrei fatto così, io non avrei fatto così, io mi sarei fatta prendere il panico, io avrei pianto, io a me mi sarebbe venuta una crisi isterica. Cioè ognuno mi dice la sua versione secondo loro, però in realtà finché non vivi l'accaduto, io dico no, guardi che forse anche voi vi sareste comportati così. E tanti mi dicono assolutamente no.